I padovani lo conoscono come Cattedrale d'Avanzo, edificio monumento dell'architettura inaugurato sul finire degli anni 60 con la speranza che proliferasse il mercato del bestiame. Oggi l'ex foro boario o ex macello è diventato una cattedrale del degrado. Difficile scegliere da dove cominciare per descrivere lo stato in cui versa l'intera area. Ci sono i resti di un fuoco improvvisato, pietre incendiate, stracci e vestiti abbandonati, una bottiglia di vino, una scatola di pomodori, segnali di un bivacco appena consumato. Gli interni dell'edificio, ricolmi di immondizie e materassi lerci e logori, diventano spesso rifiuto di sbandati e senza tetto, un luogo che da tempo aspetta una riqualifica, un progetto che torni a far risplendere l'area che costeggia la tangenziale. Negli ultimi tempi i residenti hanno chiesto all'amministrazione padovana di essere ascoltati e interpellati per proporre soluzioni. Il rischio concreto pare essere l'arrivo di una grande struttura di vendita francese per chi abita lì vicino, una nuova colata di cemento su quel degrado che ormai sembra essere impresso nella pietra.